Buongiorno, questo è il quinto giorno e io voglio tenere il cappello così oggi. Questi sono i chilometri che mancano per arrivare a Santiago, 198,5. Mi chiamo Nicola, ho 31 anni e sono un videomaker. Da poco ho preso la decisione di lasciare il mio lavoro stabile e sicuro per dedicarmi a ciò che mi piace, e cioè fare video, escursioni, camminare e stare a contatto con la natura. Allora, ieri non ho fatto il video di chiusura, non ho fatto vedere bene l'ostello perché più vado avanti nel camminare, più vivo il cammino e più mi rendo conto che non è semplice gestire il video, non è semplice gestire questa cosa di filmare in ogni momento, documentare il tutto. A volte ho proprio l'esigenza di staccare e godermi il riposo, perché fidatevi che dopo tanti chilometri, stanchezza che si accumula giorno dopo giorno, poi quando si rientra si ha solo bisogno di farsi una doccia, riposare, bere 1-2 birre, anche 3 a volte, mangiare e mettersi insomma le varie creme, se è uscita qualche vescica, insomma curarsi i piedi, le gambe. Adesso siamo in queste campagne bellissime con le viti, circondati da vitigni. Continua il nostro cammino. Devo dire che questi sandali mi stanno veramente salvando i piedi. Buon appetito. Ivan il Greco, il pornatore Ivan Greco. Questo vlog, questo documentario del cammino è stato pensato anche soprattutto come un video diario, cioè io vi racconto e condivido un po' quello che penso e quello che sento. Mi ero davvero completamente dimenticato di quanto è bello viaggiare, vedere il mondo, conoscere i posti, le persone, la cultura, il cibo, cercare di parlare in inglese, sbagliando tante volte con gli altri pellegrini. Lo spagnolo pensavo di farmela peggio, invece devo dire che sta andando abbastanza bene, riesco a farmi capire e riesco a capire. Mi ero talmente abituato ormai a quella vita, alla mia vita, che stavo facendo a Cagliari, che continuerò a fare, ma spero con consapevolezza e cambiando davvero qualcosa, che mi ero davvero dimenticato di quanto è bello viaggiare, prendere l'aereo nonostante le paure, le ansie, andare oltre. Io ero davvero terrorizzato, avevo annullato il mio biglietto, lo ribadisco perché è incredibile questa cosa. Avevo una paura dell'ignoto, del fatto che non sapevo cosa mi aspettasse, e questa cosa mi bloccava, mi paralizzava e stavo per perdermi tutto questo. Prometto davvero a me stesso che continuerò a viaggiare, continuerò a vedere il mondo e continuerò a conoscere cose nuove, perché questo è sinonimo di crescita, di miglioramento, di vivere la vita ed è una cosa bellissima. Viaggiare è una cosa bellissima. Amici, questa è una tappa fuori cammino, ma che era obbligatoria visto che oggi camminiamo da 17 forse, e siamo ufficialmente arrivati a Las Piscinas Rurales. Facciamo pausa pranzo qui oggi.
Buen camino peregrinos, oggi il mood è questo. Quando arriva l'1:30, le 2, i miei piedi sono KO. Il sinistro in particolare è molto indolenzito, rallento il passo. In generale la gamba sinistra è quella che va un po' male. Quando arriva a quest'ora la stanchezza si fa sentire. Il morale va un po' giù. Si continua nonostante tutto, nonostante i dolori e la fatica. Andiamo avanti. Ultreia. Arrivati a destinazione dopo 28 km, sono le 4 quasi. I miei 2 amici sono arrivati poco prima di me. Il paese sembra un po' piccolo, però vabbè, ci siamo. Difficile questa, Che facce provate. Ed è arrivato il momento di parlare di una nota dolente, e cioè l'asfalto. Trovo che avere a che fare con tutti quei chilometri su asfalto in un cammino come il Cammino di Santiago, che forse è il più famoso al mondo, e quindi essere la fondazione che ha un sacco di soldi da investire sul Cammino di Santiago e non togliere tutti questi chilometri sull'asfalto, mi fa un po' distorcere il naso. Parlo ovviamente solo della tratta che ho percorso io, cioè da León a Santiago. In 340 km ho trovato tantissimo asfalto, avrei voluto non trovarne così tanto. Penso che tutto questo abbia ovviamente delle ragioni anche economiche e politiche, perché passano sulle strade, sull'asfalto, ti arrivi in paesini, in strutture che ti offrono da bere, da mangiare, il che non è sbagliato. Non sto dicendo di eliminare completamente l'asfalto, anche perché sennò creerebbe un danno appunto a queste piccole strutture, a queste piccole imprese. Sto solo dicendo che magari può ridurlo tanto anche perché sicuramente hai soldi e hai le possibilità di trovare delle tracce alternative per non far passare i pellegrini lungo tutto questo asfalto. Io personalmente mi sono trovato male perché l'asfalto lo odio, perché mi fanno male i piedi. Questa è una cosa che ci tenevo a dire, è una cosa che ci tenevo a sottolineare. Il Cammino di Santiago non è tutto rose e fiori, ci sono anche i lati negativi e per me questo è uno di questi. Detto ciò, grazie mille per il sostegno che state dimostrando, grazie mille per l'affetto che state dimostrando. Vi aspetto per i prossimi episodi dedicati al Cammino di Santiago, ma non solo, anche a tutti gli altri cammini che sto piano piano montando e pubblicando, cioè Santa Barbara, che uscirà tra poco, la Via degli Angeli, eccetera eccetera. Quindi state connessi, se non l'avete... Ma state connessi è da boomer, cavolo, è molto da boomer. Comunque, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, attivate la campanella, lasciate pollicioni in su, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti i pellegrini camminatori, buon cammino e buone vite a tutti.